mamma mi aspetta a casa. Ma tu... Ah, sì. Ma come la conosci la signorina Anna tu? Papà. Invece se io sono 10 anni che faccio il giardiniere a casa Maiorò. Vincenzi, ma perché che fai questa faccia? E tu sapevi? Non me l'hai mai detto. Ma in fondo tuo padre è solo un grande lavoratore e io lo voglio bene come un padre. Lo sai. E perché non me l'hai detto? Ma solo per non farti pesare la situazione, perché a me mi diresti Vicenzina così con me. Invece zitto, ti cerchi scusa papà se ti mesi scuole me. Io non volevo, ma è stata l'unica famiglia che mi ha pigliato a fare io. Papà, ma quali scuole? Ma quando mai i figli fanno scuole nei padri? Ma non ti preoccupare. Tu sei la corona di sta famiglia, papà. Io vero no, tu? Sì, papà. Tu sei l'esempio di tutti i padri. Grazie, Gio. Ancora qua? Ma quante volte ti devo dire che con Vicenzino non voglio che ti vedi? Ma lo vuoi capire che io mi metto scorno? No, signore, non mi mettete scuola, perché le figlie mie non sono mariuole e manco drogate, signore. Signora Barbara, mia moglie ha ragione. Mia moglie avrà ragione. Sapete che cosa vi dico a questo punto? Che io lascio pure un posto di fatica, con tutta la fama nostra, perché in da casa vostra non ci sto pure. E sapete perché? Perché non vorrei rovinare la vostra corona. E io? Non è che... Niente. E io sapete che vorrei? O sapete che vorrei io? Meglio che non rispongo. Avete capito? Aiuto. Che è stato? Aiuto, mi sento Che è stato? male. Carme, ma che? Vedi la Mi seggiola. sento male in piede. No. No! Aiuto! No, Carme, no. No, che tu sei, Carme? Carme. Se mi manda a scuola, se mi manda a scuola e tenga la penna in mano, ringrazio a te mamma, per tutti i sacrifici che hai fatto con sto figlio. Ringrazio a te papà. Papà, tu sei l'amore di sta famiglia e tu hai più ricca poverello di me. Ma Sandra, la Madonna più bella, la Madonna più bella di tutto il mondo. Mamma, sei stato tu, che ricca pure, mai niente mi hai cercato. Ma moscare che io sta scritta
La vecchia mia sta in cielo. E io non avevo più.